Come ogni anno, alle porte dell'inverno, la città di Portogruaro si è vestita a festa in onore della Fiera di Sant'Andrea, che ha accolto con delizie di ogni genere decine di migliaia di visitatori dai territori limitrofi. Siamo qui a Portogruaro per la manifestazione della Fiera di Sant'Andrea anche quest'anno. Come Consorzio Pro Loco del Veneto Orientale facciamo assaggiare i nostri prodotti, cioè il vino, il formaggio, i salumi, il miele, i nostri dolci, a tutte le persone che si avvicinano ai nostri stand. Grazie alla Regione Veneto e soprattutto grazie all'assessore Chisso abbiamo questa possibilità di far conoscere finalmente i nostri prodotti a tutta la gente che viene a trovarci nel nostro territorio. Innanzitutto mi sembra che sia un'ottima giornata per quanto riguarda le attività che sono state organizzate qua a Portogruaro. La Fiera di Sant'Andrea, antica sagra degli Stivali delle Oche, anche quest'anno ha dato il meglio di sé. Per fortuna questa domenica c'è finalmente il sole, la gente ci sostiene e soprattutto quello che mi fa piacere è vedere tanti volti sereni. Portogruaro ha bisogno sia della presenza ma sia anche di un rilancio per quanto riguarda il marketing territoriale. Chiaramente questa fiera ci fa conoscere all'interno di tutto l'interregionale e speriamo che possa dare sempre dei risultati positivi. Musicisti e cantori in costume, artigiani e artisti di ogni genere si sono raccolti per onorare le tradizioni della loro terra. In questa occasione abbiamo incontrato il pittore Giorgio Fagotto. E sento che in questo evento che io sto interpretando c'è la capacità manageriale e c'è anche la voglia di proporre quello che poi è lo scopo della propria azienda, no? E di conseguenza è una grande responsabilità per l'imprenditore che si accinge a confrontarsi nell'Europa, perché a questo livello dobbiamo confrontarci oramai. Io sono molto felice di essere qua a rappresentare il nostro territorio, il Veneto Orientale, con i suoi prodotti, con i vini, e vi posso garantire che in questi 2 giorni sono rimasto veramente contento, soddisfatto. C'erano tanti giovani a degustare i nostri vini e questo fa molto piacere. Penso che i nostri prodotti vanno valorizzati, vanno portati avanti perché noi abbiamo la qualità, il nostro territorio è in grado di dare la qualità giusta. Faccio anche un appello e prendo appunto la palla al balzo per sollecitare la Regione Veneto a appoggiare ancora più spesso queste iniziative che sono delle vere e proprie vetrine.